Ecco, ne stavamo chiacchierando fuori onda, mi è venuto in mente, ma i percorsi ciclabili, perché questo delle tour river, cioè quindi godere i paesaggi che stiamo vedendo alle mie spalle, bellissimi, dal battello, eccetera, sono veramente cose uniche, ma la possibilità di fare percorsi in bicicletta, quindi scoprire i canali, le vie minori, è previsto anche Questo è questo? previsto, è un altro dei progetti che noi abbiamo messo in piedi, è uno dei progetti, infatti si sta stampando quella che è una mappa di tutti quanti i percorsi cicloturistici collegati tra i diversi GAL, e questo permette, tra l'altro l'abbiamo presentato anche all'Expo Bici che c'è stato qui a Padova non più tardi di 2 settimane fa, sono andate veramente a ruba questo tipo di cartine che permettono anche qui di attraversare non solo lungo i fiumi, ma di attraversare anche i territori agrari all'interno, e quindi con dei paesaggi che vanno al di là di quelli che sono i paesaggi normali che siamo abituati a vedere lungo le strade principali, insomma, no? Dicevamo fuori onda che fare la riviera del Brenta lungo la strada o farla lungo la barca o farla in bicicletta sono delle cose completamente diverse e si assaporano in maniera diversa. La macchina non ti permette di fare questo. Ecco che allora questo è l'altro progetto, e siamo già arrivati a compimento anche di questo con gli altri GAL, e permette completamente di collegare quello che è tutto il nostro territorio attraverso questi percorsi molto richiesti e quant'altro. Tra l'altro un'altra cosa che è stata fatta è stato quello del geocaching, che è quello dove praticamente attraverso la ricerca, che è uno dei giochi che a livello mondiale viene utilizzato molto, e qui viene utilizzato, l'abbiamo lanciato anche a Chioggia, molto partecipato attraverso praticamente con i nostri mezzi che abbiamo oggi, insomma, che sono gli strumenti, gli iPhone, gli smartphone e quant'altro, possiamo cercare dei tesori, chiamiamoli dei tesori, in realtà sono dei punti che troveranno lungo questi percorsi cicloturistici nei diversi territori del Galles, dell'antico Dogado e non solo, ma anche del Patavino, e quando l'hanno trovato, cliccando attraverso la pagina che trovano, dicono che hanno trovato questa cosa che è il geocaching, e ci permette praticamente, permette a queste persone che lo fanno in bici di andare alla ricerca di questi territori interni proprio per ricercare questo tesoro che non è altro che magari un palazzo, una foto, una cosa di questo genere, e anche questo è molto utilizzato. Ci avete pensato di metterci anche voi lo zampino? Beh, l'abbiamo inventato noi. Sì, Praticamente. sì, come il burchiello. Avete il brevetto, quindi. No, è interessante sicuramente. Allora, per la comicità che poi del territorio, noi diciamo sempre al territorio noi dovremmo dare la SIAE nostra, Sì. perché è il territorio che ti aiuta a scrivere un pezzo comico, no? Perché nel territorio vivi e quindi sei tutto il giorno impregnato di gente, di posti, e poi diventano pezzi comici per chi fa comicità, diventano musica per chi fa musica, diventa pittura per chi dipinge e via così, insomma. È molto bella questa cosa. C'è un'idea sotto, ma Sì. io direi che... Di non anticiparla ancora. No, Cioè, diciamo solo che l'anno prossimo saranno i 10 anni di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, quindi per quell'occasione stiamo pensando a diverse cose e anche attività ludiche, giochi che sfruttano anche i mezzi tecnologici. Quindi, E secondo me il Veneto sarà molto inondato di iniziative. Sì, no, esatto. questo è molto bello, perché tra l'altro può essere anche che si possono creare, no, dei collegamenti, dei trade union simpaticissimi. Trovare un tesoro, trovare un bel piatto di un qualche cosa, vero Anna? Sì. Allora, chi è la nostra chef? Vediamo un po' di raccontare in 2 parole proprio per capire e come è entrata a contatto con questo progetto, perché. Io sono una chef strana, nel senso che io sono laureata in archeologia. Sono laureata in lettere antiche con tesi in archeologia romana, poi ho fatto un master in economia, ho lavorato molti anni come pubblicitaria, avevo una mia agenzia di pubblicità finché a un certo punto ho deciso che la mia passione per la cucina era tale che io avrei voluto fare questo lavoro. Io ho studiato un sacco, non solo greco-latino, economia e altre cose che poi mi servono nel mio lavoro di tutti i giorni, ma ho studiato un sacco la cucina. E ho studiato prima di tutto a casa con le mie nonne e con le tate. Io ho una tata, Livia, che ancora oggi consulto quotidianamente su come fare al meglio il pollo arrosto. E poi ho fatto un sacco di corsi e ho viaggiato molto e ho imparato molto dalla cucina estera per poi tornare qui, perché poi io ho anche avuto la fortuna di conoscere diversi chef molto famosi nel mondo
e loro mi hanno insegnato la cosa fondamentale, che è quello che alla fine i tesori naturalistici, culturali, se vogliamo anche economici, uno li va a cercare tanto in giro e poi invece li ha a casa, no? Dietro casa Dietro propria, non sa l'angolo. neanche di averli. Io mi ricordo che quando ero ragazzina i miei zii avevano un gommoncino, noi la domenica andavamo in laguna, i miei zii erano dei grandi cuochi e tornavano con le castraure dicendo abbiamo trovato le castraure dall'orto appena prese e mi ricordo questa cosa di avere proprio la cosa colta dall'orto. Io sarei non per il chilometro zero, se potessi, se fossi capace, perché è una cosa veramente difficile, avrei il mio orto. Perché non c'è niente, per fortuna ci sono delle persone che fanno questo lavoro e lo fanno sempre meglio e sempre affinando quella che poi alla fine è la risorsa principale, perché noi siamo quello che mangiamo, no? E quindi mangiare cose buone, ma proprio buone, coltivate con amore, prodotte qui. Abbiamo di tutto, questa regione ha tutto, abbiamo il pesce, abbiamo le verdure, abbiamo la carne, abbiamo le farine, abbiamo il riso. Io non so perché veramente tante volte andiamo alla ricerca di cose lontane senza renderci conto che qui abbiamo tutto, abbiamo dei molluschi pregiatissimi. Veramente. E allora come valorizzarli? Perché poi l'idea anche dell'antico Dogado è stata quella di dire coinvolgiamo in questo l'apporto simpatico del sorriso dei nostri attori comici e ci sta tutto, che ha creato anche un bellissimo gruppo e ha fatto, però l'aspetto enogastronomico per gli italiani ci deve essere sempre. Sì. E quindi è stata anche una bella trovata. Certo, in realtà poi secondo me a tavola succedono le cose quasi di solito le più importanti, no? Cioè i pranzi d'affari, i pranzi di matrimoni, è un modo per conoscersi, per socializzare, per non usare i telefonini, per guardarsi in faccia, per dire ma ti è piaciuto, ma cosa, passami un po' di vino, passami un po' di pane, no? È un modo per comunicare. Io sono stata chiamata dagli organizzatori di questi 2 giorni e devo dire che a parte mi è andata un po' giù la voce perché ieri ho cucinato all'aperto e invece noi cuochi siamo un po' cagionevoli, siamo sempre al chiuso delle cucine, non siamo abituati a essere così all'aria aperta. Da parte questa è stata una cosa fantastica, io non ero mai stata a fare questo giro sul Brenta ed è un sacco di tempo che dico ma mi piacerebbe, ma poi per una cosa o per un'altra non sono mai andata. In realtà la cosa più difficile per un cuoco è cucinare in barca. Si sa perché le barche sono luoghi piccoli, a noi piacciono gli spazi grandi, poter avere tanti attrezzi a nostra disposizione, invece la vera sfida è dire beh, io cucino in 50 centimetri, no? In 40 centimetri e poi la vera sfida secondo me di queste 2 giornate è stata quella di dire bene, andiamo a fare una cosa che è legata al nostro territorio, andiamo a conoscerlo come lo conosciamo. In Veneto, adesso a Milano funzionano moltissimo questi apericene, queste cose in cui ti danno da mangiare qualsiasi cosa. Noi abbiamo i cicchetti e vogliamo usare questi cicchetti che sono fantastici. Io ho cercato di fare Cosa proprio sono questo. i cicchetti per chi magari ci sente da Belluno Certo. oppure dall'Emilia Romagna e non ne ha idea? I cicchetti sono questi bocconcini che possono essere i più famosi, sono l'uovo sodo con l'acciuga, piuttosto che le polpette, piuttosto che i nervetti, piuttosto che i pesciolini fritti. Quindi Tipo sono tapas spagnole. sono come sono delle molto tapas note. spagnole che di solito si accompagnano a un vino bianco, a un vino frizzante e io ho cercato in barca, visto che appunto lo spazio era piccolo e non era pensabile di riuscire a fare grandi cose, ma soprattutto io volevo portare a queste persone un po' l'idea di quello che si mangia nel nostro territorio, quindi i cicchetti, quindi fatti non solo di formaggio, di pane, di vino, ma usando il radicchio di Chioggia, che noi eravamo in laguna e accidenti, questo secondo me andava assolutamente valorizzato, e la zucca. A me piace, visto che ho cambiato così tante forme nella mia vita, passando dall'archeologia all'economia, alla cucina, a me piace che anche i prodotti che uso possano essere riscoperti, perché un radicchio di Chioggia molti lo usano per condire una pasta o per un risotto, anche come contorno o accompagnamento ad altre cose. A me è piaciuta l'idea di farci una marmellata.
una marmellata di radicchio con l'aceto balsamico che può essere accompagnata ai formaggi, può essere accompagnata dagli affettati, alla lingua salmistrata, perché il radicchio è un ingrediente così versatile che secondo me valeva la pena di far provare una cosa forse meno conosciuta di altre. E lo stesso ho fatto con la zucca tutti la conosciamo nei primi appunto di accompagnamento eccetera, e io ho fatto una crema da spalmare sul pane, una sorta di Nutella di zucca se vogliamo chiamarla così, una crema spalmabile con un'antica ricetta ebraica, perché nel Veneto non dobbiamo dimenticare, in questo l'archeologia mi è stata di grande aiuto, che siamo stati un territorio visitato e che ha esplorato una gran parte del mondo, e quindi la nostra cucina ha queste influenze soprattutto medio orientali, ebraiche, ed è una cucina che ha anche una tradizione di persone che hanno scritto grandi libri su questi argomenti. C'è un libro che parla proprio delle osterie del Veneto e dei cicchetti e delle osterie che fanno piatti ebraici. E secondo me questo è molto interessante perché la storia della cucina è ancora poco conosciuta. Molti si occupano di cucina oggi, ma pochi studiano la storia e la tradizione, che secondo me invece è fondamentale. Qual è la caratteristica di questa zucca fatta all'ebraica? La caratteristica della zucca all'ebraica è un po' quella del saor. Chi non sapesse cos'è il saor è questo condimento dolce e acetoso, quindi dolce, agrodolce. La zucca fatta, la salsina si chiama tershi ed è una crema fatta, diciamo, facendo per chi lo vuole, per chi gradisce, un soffritto di aglio, poi mettendo la zucca a stufare nella pentola tagliata a pezzetti e coperta con un coperchio fino a quando si ammorbidisce, e poi va messo sale e pepe naturalmente, qualche cucchiaio di aceto a seconda anche della dolcezza della zucca va assaggiata, e poi sopra dei piccoli semi di che si chiamano kummel, che sono un misto, hanno un gusto misto tra il finocchietto e il cumino, e si sposano appunto, anche questa crema si sposa bene con gli affettati, con i formaggi. Fuori un bel mix interessante. Qualche osservazione da parte vostra su questi aspetti? Che ore sono? No? Perché adesso sinceramente dopo tutti i cicchetti, polpette... Comunque stavo pensando ad Anna, questa passione per l'archeologia e poi per la cucina, infatti ci ha fatto assaggiare un salame del 1600 a.C., molto buono, secco ma buono, molto molto. Stagionato, sì, decisamente. Ecco, e invece quella caratteristica della crema, della marmellata di radicchio, anche per dare un suggerimento, perché ormai stiamo entrando, no? Chiedo a lei, conferma Presidente, nel periodo, no, del radicchio di Chioggia. Siamo nel pieno. Nel pieno, benissimo. Qual è la base? La base in realtà è molto semplice. Io immagino che molte delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori abbiano provato a fare una marmellata. La marmellata di radicchio si fa curando naturalmente il radicchio, affettando radicchio di Chioggia. Radicchio di Chioggia, certo, va affettato sottilmente, va fatto sudare, quindi va fatto appassire dentro una pentola. Con olio? Io l'ho lasciato proprio solo lui, poi anche questo va messo una quantità di zucchero variabile, perché il radicchio di Chioggia ha una sua caratteristica, un suo gusto un po' amarotico, quindi troppo dolce secondo me non va bene, perché deve sentirsi comunque il gusto del prodotto. Un'altra cosa importante, siamo ormai abituati a coprire tutto con le salsine, lo zucchero, il sale, invece bisogna sentire il gusto del prodotto, sentirlo. Ha una sua identità, no? È come un po' il suo nome, il gusto di un prodotto. E poi ci ho messo un po' di aceto balsamico, perché trovo che l'aceto balsamico sia uno di quei condimenti che, come dire, si prende cura del gusto stesso del prodotto e lo valorizza, lo accentua, lo abbellisce. E quindi poi, come tutte le marmellate, la si cucina lungamente in modo che si rapprenda. Ah, beh, eccezionale, anche questa è molto interessante perché ha preso prodotti del territorio, certo. E quindi torniamo anche al ruolo che voi avete, cioè portare, poi a vario modo, divertente, simpatico, però le persone a vedere con occhi diversi il territorio, scoprirlo, ma anche accoglierne quelli che sono i prodotti, perché tante volte viene a mancare anche questa cosa qui. Lei lo sa che sfonda una porta aperta su questo, no? Il mio doppio ruolo da Presidente anche di Coldiretti non può essere che valorizzare, cioè noi come progetto abbiamo il Made in Italy, però è palese che valorizzare qualsiasi prodotto di stagione
e qui mi rifaccio ai consumatori che sono di là della telecamera, vuol dire, uno, assaporare il prodotto nel momento migliore. Due, anche economicamente avere il prodotto che costa meno, perché è fondamentale questo, perché se io voglio mangiare un pomodoro a gennaio, devo sapere per certo che quel pomodoro, quella melanzana non è sicuramente del territorio. Ma se in questo momento incomincio ad assaggiare i finocchi, incomincio ad assaggiare i cavoli, incomincio a mangiare i diversi radicchi del precoce di Castelfranco al Chioggia e incomincio ad utilizzare quelli che sono i nostri prodotti, le zucche che se le abbiamo raccolte non più tardi di un mese fa, è l'unica maniera per veramente assaporare al massimo quelle che sono le nostre cose ed è questo il percorso che dobbiamo fare. Il Veneto ha delle eccellenze che a volte anche a noi stessi sfuggono proprio perché le abbiamo sotto casa, fate bene a ricordarcelo, Filippo da Verona. Quindi non è altro che una sollecitazione, insomma, questa è una testimonianza che veramente si fa difficoltà e avere degli chef come lei che ci permette di valorizzare questi prodotti non ci fa altro che far sì che anche i nostri consumatori li capiscano, li comprendano. È difficile, è un percorso che noi facciamo giorno per giorno, è un percorso che noi si fa anche con i ragazzi. Perché il grande problema di oggi è i ragazzi avvicinare alla verdura, avvicinare i prodotti locali e avvicinare i ragazzi nelle scuole, anche attraverso degli spettacoli, attraverso quello che noi abbiamo fatto, permette ai ragazzi di capire quanto importante sia e dopo di trasferirlo ai genitori, perché la cosa più importante è trasferirlo ai genitori. Noi abbiamo fatto proprio un progetto che si chiama Merenda Chilometro Zero nelle scuole, affiancando una dietista per 2 ore con i ragazzi, i bambini delle elementari. Cosa ne è venuto fuori? È molto divertente perché c'è una parte di laboratorio dove i bambini provano a tagliare la mela, provano a toccare con mano e ad assaporare i prodotti tipici perché poi vengono portati in base alla stagionalità anche dalle dietiste. Per cui è proprio bello vedere lo stupore che hanno i bambini nello scoprire che i prodotti non ci sono sempre. Ma al supermercato ci sono sempre le fragole, più o meno. E anzi i bambini pensano che siano a chilometro zero perché magari hanno il supermercato a 500 metri da casa. Esatto, non è tanto questo il chilometro zero. Quindi è proprio un lavoro di riscoperta da fare a partire da loro. E poi il tramite per arrivare ai genitori, perché alla fine i bambini non vanno a fare la spesa. E quindi siamo noi adulti che dobbiamo iniziare a frequentare anche questi luoghi nuovi. E io sono un grande frequentatore di mercatini a chilometro zero e noto un abbassamento dell'età dei frequentatori, quindi no, perché tra l'altro i giovani sono anche molto recettivi, una volta che lanci l'input eccetera, è vero questo, come nell'occasione è stata presentata una casatella o altri formaggi del territorio, non era una casatella, una caciotta se non sbaglio, ed effettivamente sentire, è stato divertente l'idea del bambino che prende in mano questo pezzetto di formaggio, lo mette in bocca, resta 2-3 minuti sbalordito, secondo me è basito perché forse mangiava solo formaggini, suppongo, o cose del genere, e poi ne prende ancora, cioè diventa una specie di droga che ne vuole ancora, quindi ha scoperto un sapore che all'inizio forse ha qualcosa di nuovo, però poi diventa accattivante, gli piace, e forse anche quella è un po' la chiave di lettura, cioè proporre qualcosa che esce dagli schemi di quello che invece si vuole che sia, quindi la grande distribuzione, come si organizza. E comunque se non per la qualità, provarci per il risparmio, che effettivamente è proprio tutta un'altra cosa. Usufruire dei mercatini piuttosto che del supermercato adesso, senza andare contro i supermercati perché vogliamo bene anche a loro. E come faremo adesso? Assolutamente no, c'è anche un discorso di comodità. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi.